cui debutto in casa con la Pistoiese a cura del tecnico Marco Mariotti, il Prato si presenta a San Marino con l'obiettivo di muovere una classifica che non appartiene al blasone toscano. Il San Marino torna a giocare 7 giorni dopo la sconfitta raccolta in casa con il Lentigione sul terreno amico, al limite della praticabilità vista la pioggia scesa negli ultimi giorni. Cassone deve fare a meno dei soliti Altamura, Mura, De Angelis, Di Martino, Paternello, Pazzini dello squalificato Aruna. Arbitra la gara Aureliano della sezione di Rossano, coadiuvato da Rosselli della sezione di Avellino e Lucisano della sezione di Taureanova. Neppure il tempo di sedersi che il Prato passa. Il traversone avvenuto dalla sinistra, quello di Diana, viene raccolto nell'area piccola da Giusti, che aiutato da una pozzanghera ha il tempo di guardare la porta e di battere l'incolpevole Branduani. Secondo minuto e Prato già in vantaggio. Prato che 3 minuti più tardi è costretto al primo cambio, esce per infortunio Videtta, entra Gagliani. Minuto 17, il traversone sempre dalla sinistra a cura di Limberti attraversa tutta l'area di rigore prima di essere depositato sul piede caldo dei capitani Remedi. Tiro del numero 44 a fuori area, forse sporcato da una deviazione, Branduani impassibile. 0-2 ospite e gioia meritata anche per il centrocampista toscano che va a raccogliere l'abbraccio di tutta la panchina. Schema del tiro dalla distanza che piace al Prato, pallone che giunge al neoentrato Gagliani, tiro indirizzato sul secondo palo, solo angolo per il numero 16. Ancora Prato protagonista, apertura di Remedi per Marigosu, tiro a giro, comoda presa per Branduani. Primi piani anche per Mariotti e Cassone, ultima azione di prima frazione, San Marino vicinissimo al gol con il colpo di testa di Pasa sul quale Fantoni è superlativo. Squadre a riposo sullo 0-2. Nella ripresa dopo un quarto d'ora di noia arriva un colpo di testa sotto misura di Magazzu, ma nonostante l'intervento di Branduani l'arbitro ferma tutto per un fallo. Dall'angolo la replica del San Marino con un colpo di testa di Lomolino deviato in corner. Primo piano anche per i sostenitori del Prato giunti a inizio ripresa, pioggia che continua a scendere incessantemente, ma sotto i riflettori non sfugge al direttore di gara il secondo fallo di Pasa che vale il secondo cartellino giallo e dunque l'espulsione per l'ex Rimini, e Pordenone, sconsolato il centrocampista dei Titani, lascia anzitempo il terreno di gioco. Il Prato legittima il doppio vantaggio con una conclusione da fuori area a cura di Diana, deviata in corner dall'ottimo Branduani. Con il San Marino sbilanciato si aprono varchi, in uno di questi Barbuti in contropiede fissa il risultato sul definitivo 0-3, andando a raccogliere anche lui l'abbraccio di tutta la panchina, Mariotti compreso. Un passo indietro per il San Marino sul piano del gioco che sicuramente si rifarà, un passo notevole del Prato sotto la nuova cura chiamata Mariotti.